Vai Zambone. Lukaku! Lukaku! Dai, ma capite, non siete napoletani, lo sappiamo già, non ci importa. Dai, di Bello, di Paolo e in campo c'è il signor Piccione. Andiamo avanti. Oliveira ce l'ha fatta, tutto a posto. Bravo McTominay. Un po' rischioso, Meret, ma va bene anche sa. Bravo Lukaku. Uè, devi chiamare i falli, signor Piccione, non cominciamo. Oh, che macello che fanno questi. Io mi lamento quando noi siamo lamentosi. Questi però sono pressanti. Abbassate un po' i microfoni, non c'è bisogno. Fammi vedere se l'altra telecronaca è un poco meglio. Un poco meglio. La palla sul lungolinea, Neres che sta sul piede suo non è ideale. E la controlla col sinistro. Oliveira, non ti dimenticare il pallone. Bravo Lobotka. Era angolo però, non ce l'ha dato. Colombo. Piccione. Errore di Di Lorenzo, la palla di Oliveira non era proprio comoda da bloccare. Bravo Lobotka! Qualcuno che aiuti a Lukaku, sta su lì. Bravo. Come si fa? Dategli una mano. Ederson. Brutto, anche sa, brutto. Quanti palloni stiamo sbagliando? Bravo Guangè! Signori, di solito il Napoli comincia sempre forte, questa volta molto meno. Ocio. Mamma mia, come ha fatto a segnare questo? Come ha fatto a segnare così che stava tutto storto, coperto e si è girato? Male. Bello, Guangè. La hit va a fanculo. Onesto, non credo che Meret potesse pararla, onestamente. Però lo rivedremo, me lo dite voi nei commenti. Ne abbiamo parlato ieri sicuramente. Bravo Neres, dai. Aiutatelo. Che mai c'è a scrivere? Niente. Pigliate sta palla. Il signor Piccione è proprio un incompetente. Quando è mai fallo sul portiere? Quando nessuno si è mosso, è lui che non è riuscito a saltare. Quando mai? Vai Politano. Ma non me l'ha fatto! Finalmente l'ha fatto! Bravissimo! E mi sa che Neres ha un altro assist. È bello l'iniziativa che ha preso Politano a venire dall'altra parte. Devi fare così perché ti seguono a uomo, se cambi lato è l'unica. Bravo Napoli, dai. Olive. Gioca. Chiscella. Vai Oliveira. Fatemi sapere se la deviazione poi sul cross di Neres gli tolgono pure quest'assist, perché non è il caso. Occhio Lukman. C'è uno a terra che sta morendo. Non ho visto bene che cos'è. Ayumer, fallo laterale nostro, ma che... Bravo McTominay, gioca! Altro fallo laterale al contrario. Stiamo seguendo alti. Stiamo pressando alti, uomo su uomo noi. Bravo Neres, vai anche se ti prego. Sì, McTominay sì. Proprio orchestrata come si deve. Quando si vede che deve essere gol per forza e non mi deludi. Il pressing di Anghissà, la prende... bellissimo. Quella è la zona di McTominay, non lo devi nemmeno guardare. Lui starà là. Signori, se si è stroppiato Neres, attenzione. L'ho sentito urlare proprio tanto, troppo. Brutto in volo. Gliela schiaccia proprio a volo. Questo è rosso. Signor Piccione. Ma che è sto giallo? Ma chi l'ha dato sto giallo? No, voglio. Abbiamo il peggior arbitro d'Italia. Lo abbiamo individuato. Cioè ha dato il fallo a loro. Ecco perché ride Neres. Ha dato il fallo a loro. Il piccione non si batte, non c'è nessuno migliore di lui. Conte l'aveva detto, dobbiamo dare fastidio. Stiamo dando fastidio, voglio. Missione compiuta. Bravo Lobo. Fare laterale, battiamoli meglio, dai. Va bene, dai. Mamma mia, è cominciata male. Aggiustata per la strada. Servono i like, quelli là che alla fine è andato tutto bene, dai. Dai, che mi faccio afferrare per pazzo. Il fatto di Neres non lo accetto. Speriamo che...
Calma. Bravo McTominay, l'hai ripresa. Fai Lukaku, esplodi. Poco prima. Bravo Lobo. Bravissimo Lobotka. Bravo Juan Jesus. Bravo Politano. Signori, meno male che Politano sta facendo una grande partita perché Di Lorenzo sta un po' soffrendo Lookman, eh? Bravo Politano. Però siamo troppo bassi, eh? Non è una scelta, ci stanno schiacciando. Bravo Neres. Troppo. Neres, hai fatto proprio una cosa alla Lavezzi. Non ti esco tu pallone. No. Reteghi alto. Secondo me era pure fuori gioco, ma andiamo avanti. Se dite a Conte, stiamo sbagliando troppo. Stiamo buttando dei palloni per fretta. Calma. Poi Neres si mette paura. Ma è normale. Bravo Zambone. Bravo Lobo! Sto in apnea. 10 minuti di apnea. Di Lorenzo sei andato a vuoto. Aiuto, si è squagliato. Bravo Politano. E Cammaz! Di forza la fa... Cheat, Di Lorenzo stava soffrendo. C'ha pure mo la motivazione perché doveva andare lui al Paris Saint-Germain. E mo deve dimostrare, dovevate pigliare a me. Piccione, quello era fallo di mani, Meret! Piccione! 40 falli di mani. Bravo Politano. Maronna mia. No. Bravo Oliver. Ma che è Scalvini che fa tutti questi dribbling? Signori! Neres, bravo. No, troppo, ragazzo, troppo. Bravo Lobo. Vai McTominay. Bravo Lukaku. Lo vuoi chiamare un fallo, signor Piccione? È un arbitro lento oltre che presuntuoso, perché questo giallo a Ruggeri è immediato e invece glielo deve di ricordare Di Lorenzo. Poi lui è presuntuoso, quindi è permaloso e richiama pure Di Lorenzo. È una cosa incredibile. Meret, che fai? Fallo sullo Marò. No, è proprio il signor Piccione. Uomo, bravo Lobo. Bravo Zambone, dai. Di Lorenzo, maronnami. Non è finito. No, bravo Meret! Bravo Lobo. Antonio, io li vedo stanchi, li vedo in debito d'ossigeno. Io mo ho capito che Billing non è pronto, che là... Spinazzola per chi entra mo? Per Neres o per Olivera? Che Olivera è molto bloccato. Ce la fa a farla tutta? Però signor Piccione con questi gialli. Quanto è bello Oriali. Io devo vedere Oriali vicino al Piccione. Hanno fatto il cambio e non hanno detto niente. Spinazzola, Neres, quindi. E Lukaku, provaci. Questa è un'azione che voglio vedere, se poteva tirare un poco prima. Vai Scotti, questo lo devi espellere. Fuck off. Spinazzo, ma perché teniamo un calcio di punizione e lo buttiamo così? No, veramente. Di Lorenzo ancora a vuoto. Vai Zambone. Lukaku! Calma perché impazzisco completamente. Politano. No, perché voi già sapete. Quindi adesso la paura addosso è quella là. Che avendo io cancellato il pronostico e che poi sapete com'è finita. Calma. Bravo Anghissà col sinistro. Questo è il gol di Lukaku. Signori qua o si fa o si muore perché è come si stanno divertendo i tifosi neutrali. Scrivetemi sotto voi tifosi neutrali se uno sa visto a reaction. Mamma giocare. Vai Mazzocchi. Bravo Lukaku. E com'è bello Oriali, mamma mia. Bravo Simeone. Ancora le rimesse al contrario. Bravo Diego. Giovanni, no Diego, Simeone. Vabbè. Bravo Anghissà, bravo Lobotka. Non so come avete fatto, non ci sono più energie. Vi vedo con la tacchetta rossa che state al limite. Bravo Juan Jesus. Fallo su Simeone. Madonna amico, stava succedendo col colpo di tacco. Che rega, Gasperini. Devi calmarti. Ti vedo troppo nervoso. Bravo Anghissà. Ma io veramente questa moneta a me io non ce la posso fare. Bravo Rachmani. Che paura. Iscrivetevi al canale perché domani vi devo far vedere una cosa. Una cosa che non ha notato nessuno, credo. Spero di portarvi una... Iscrivetevi. Ma sente la partita contro... Non sarà una sfida scudetto, caro mio, ma... La senti, eh? Beh, pure io. Poi Mazzocchi. Occhio. Bravo McTominay. Signori, non la fate rimbalzare. Bravo Meret. Bresciani, questi gol li faceva Mertens qualche anno fa, dai. Bravo Simeo.
Come lotta, come lotta. Andiamo! Mamma mia, quante emozioni, non ce la faccio, dovete lasciare... Oriali e belli... 1926 like, quelli là classici, il minimo.